In questo momento preferiamo non fare dichiarazioni e aspettare, farci sentire, confrontarci con i pubblici ministeri. Bocca cucita in attesa dei prossimi 2 interrogatori in procura a Venezia da parte del legale dell'ex assessore comunale Renato Boraso, l'unico ancora in carcere, quello padovano, dell'inchiesta Palude. Il primo lunedì scorso, durato circa 8 ore per rispondere ai 12 episodi di corruzione contestatigli, accuse che Boraso ha studiato punto per punto durante questo mese di detenzione in carcere per portare la propria versione dei fatti. L'obiettivo della difesa, infatti, è quello di smontare le ipotesi della procura di aver garantito a imprenditori amici gare ad hoc e provvedimenti urbanistici favorevoli. Secondo l'accusa, l'ex assessore avrebbe emesso fatture per consulenze professionali ritenute invece inesistenti attraverso alcune delle sue società. Intanto il GIP ha accolto l'istanza presentata dai difensori dell'imprenditore Marco Rossini, i quali hanno fatto presente che si è dimesso dalla carica di amministratore della sua società, decidendo dunque che gli arresti domiciliari nella sua casa di Mogliano potevano essere sostituiti con la misura cautelare dell'interdizione dall'attività imprenditoriale e il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per 12 mesi. Secondo il giudice, dunque, questa misura è sufficiente. La pensava diversamente la procura, che aveva dato parere contrario all'attenuazione della misura cautelare, osservando che le condotte emerse a carico del 59enne attestano, si legge, un suo costante ricorso all'assessore Boraso per assicurarsi che la sua azienda ottenesse l'assegnazione di lavori pubblici di competenza di società partecipate dal Comune di Venezia.